Salute a tutti, benvenutos a questa festa che l'abbiamo sposto nazionale del suo canto a tenore, che anda bene come nazione sarda e anda bene vinta come nazione italiana, che su tenore è riconosciuto dall'UNESCO come bene culturale del Stato italiano. E tanto questa festa è davvero nazionale per tutto canto. Poi teniamo il festa, che abbiamo fatto un progetto sopra il manno, che mai è stato manco pensato innanzi al Deoccanno. E oggi siamo a sadie desaccapo di questo progetto. Intanto, innanzi devo scontare sul progetto, saluto i presenti, che anche devono essere in che noi, che su Bruso dei soschi sezzi in che sezzi protagonistas di questo progetto, che ha il vivido, ida poida, le attività che abbiamo fatto. E saluto i soschi non solbidende in diretta dalla radio televisione sarda del suo canale 79, del suo digitale terrestre, e saluto curdos che invece non sono bidende dal suo sito di YouTube de Modas, il canale YouTube de Modas, che stiamo facendo questa diretta sia della televisione sia del suo canale YouTube. È una cosa verità, da zigo di emozione la danza, che a pustisi di un trivaglio caimano, di 3 mesi e mezzo che abbiamo trivagliato praticamente 11 die, facendo cose 11 die, e zigo quando si serra da zigo una parte del coro pure, no? Chi ha accabato tutta una cosa, chi si è scontento di una maniera e di un'altra maniera si è dispiaciuto. Questo che abbiamo fatto è stato un progetto finanziato dalla Regione Sardegna, che sta finanziaria adesso 2025, che è scolato in Sisere, sul finanziamento è andato a Sisere, che ha fatto su bando, noi non siamo uniti, sono sozios adesso cantatori a tenore, adesso il musicista della tradizione orale della Sardegna, e tanto beste su sozio Campos, che è capofila di questo progetto, su sozio tenore Sardegna e su sozio Bocches a tenore. Tutto parisi, unidos per travagliare in questa stessa direzione, a pustisi di andare a Regionato Meda e da esperienze che abbiamo fatto innanzi al degusto. Che questa esperienza di questo progetto che l'abbiamo nato amparo, questa parola sarda che come spaghi impittata, ma che bene da edesu e che agattammo il gallo in solgoso, amparate, nol Maria e Gai, che narrare protezione, salvaguardia in italiano. E questa è la parola più giusta e più bella. Ponarres che deppimus amparare sul bene culturale del nostro. E finza che amministra, come in questo caso la regione, Sisere, chi abbaiden sempre, chi amministra non sul bene il materiale della Sardegna, ma amministra vinza sul bene culturale della Sardegna, sul bene culturale e materiale, e sul bene culturale e immateriale, come te gusto, del suo canto a tenore. Sul bene pruldiligos che bisogna. Noi abbiamo travagliato da anni e teniamo in mente in questa occasione di affinare tutto la conoscenza che potremmo tenere per fare questo progetto di piano di salvaguardia del canto a tenore, da presentare al suo Ministero e al suo UNESCO. E abbiamo travagliato in questa idea di fraigare questa cosa tutto pare, il bidende itte anda bene, itte che era da consu, itte potremmo fare di differente, mezz'orare chi su tempus. E naro che in parte bisogna resessitos, infatti sì, chi in Diego Pani, che poi ha da bene a spiegare sa parte sua, abbiamo scritto sul buono di questo piano, che in si speranza che in un mese resessemmas finzas a lo mandare a sasi stampas e a lo fare girare commente libro che aberidi una ianna manna a su mondo del suo canto a tenore. Pochi dotti vi possono entrare, pochi dotti lo possono conoscere come noi siamo cercato di lo conoscere in questo anno e in questo mese al massimo. E abbiamo il fatto. Vediamo a zigo tanto movimento abbiamo fatto.
Salbida dessa tradizione orale sono 60 batto. La siamo censita già da altri progetti, 60 batto il bidas che non hanno mai perduto questa tradizione del suo canto a tenore. Che in questo progetto siamo resessito, siamo ponere in mese a fare partecipare 40 chimbe di questo albidas. E me dal bidas non potuto partecipare che non bessa gente. A BDG dal minore, come te potete essere Rosida e Calicunattera, non ves proprio su tanto dessa gente. E altre volte, a caso, tenore, magari non si è organizzato, non ha rifiutato di partecipare, per mille motivi dessa attualità. 40 chimbidas e 22 tenores. Abbiamo censito questi tenores. Questo è organizzato, questo che alzano a cantare al festa, in donzi luoghi, siamo scante che 8 tenores. Che in tutte che 8 gruppi. A Baidate canto andiamo coinvolti in questa attività, che in te due. Quasi tutto, sono tenori che cantano. Non abbiamo il fatto a tutto, ma se Dio scherede e se i nostri assistiti su tempo il benitore, abbiamo a fare finza a cose spulmanne, tutto vari, si abbarrammo su compattos, unidos e fortes. Laboratorio si sa si scuola, e te che narrare, che noi siamo cercando, perdonate, di mandare un messaggio che si scuola in Sardegna, è una domanda che va convinta a voi che si no, che a sos che non si scurtano, ha diritto questa cultura nostra di entrare in sasi scolas, come cultura ufficiale del Stato italiano, come minoranza linguistica del Stato italiano, tiene diritto di essere studiata, connota, spizzino sardoso, hanno il diritto di conoscere la cultura nostra. Noi siamo il fatto gusto, che noi, di questo socio che abbiamo travagliato a tutto questo progetto, pensiamo che questo diritto lo teniamo, lo teniamo nel vizzo al nostro. Abbiamo cominciato, o canno delle scuole, se hanno scolato, progetto per il minore, facciamo il battero, che in scuola scadano, però che siamo già in 20 in scuola, in 20 idas, a bello, siamo il fraigente. Poi ha scritto in che in 26 attività del differente, che in 26 attività del differente, sa scala il bolfaeddo, come è andata da innanzi questa cosa, come non boscheglio stenteriare in tutto questo sconto, ma che in 26 che narrare ci sono cose al differenza tra rassegna, il zillerisi, recupero di tutto, sono logos in un si canta iada, tornare a noccaleare salbide al nostras, che in 26 attività del differente. A poco contato pensa al dies, dedicata in 3 mesi e mezzo, 139 dies e a toppos in tutto. Ma se andare, manco bisogno questo al mese, 139 dies. Ma la gana, che a certa al dies facciamo 2-3 cose sparis. In un luogo vi vedo un laboratorio aperto, in un altro luogo vi vedo una rassegna, in un altro luogo vi scantando sul silledis. Abbiamo impegnato una cosa che mai vi è capitata. Già ho gusto abbiamo devo dare grazie innanti il dedotto a sos cantatores e vita poeta. Come so io, no? Che so un buon arreionatore, dai, e che so vinzas a uno che si impegna a me e che vi rivaglia di questa cosa. So io come sposti noi. Ma io e tutto, i schimmus che a sa sola, io non conto nulla. Non hai potuto fare nulla. Tutto su che è stato fatto e voi li schidese, voi che sono idende in cara, ida poida, su trivaglio che è stato fatto, poche pone rimesso a ida in trea, può fare scantare a tutto, può organizzare una chena, può accoluzire sa gente, può sentire in mezzo l'amministrazione comunale. Insomma, grazie a vero a tutto canto. E grazie a questa regione Sardegna, finza che non solo ha finanziato questa cosa, ma poi è presente e sono contento, ma contento meda che vi siete, che noi
sa presidente Alessandra Todde, che invito a bene a curza mia e noghe, venenni da presidente, venenni da Beru, già posa buona sorte della conosca dai prima, a zico di confidenza pure. Credo che questo risultato, insomma, per noi è un orgoglio, Presidente, su che siamo resistiti a fare. E bisogna ringraziare, che è la prima volta che resistimmo a fare un movimento che ha sul progetto di prima, finanziato dal suo Ministero. E noi abbiamo arregionato che si è assessorato alla cultura, che nos ha aperto questa anna, che si spera che il tempo il benitore possa seguire. Sul microfono. Buonasera a tutte e a tutti. Io sono qua per ringraziare prima di tutto l'associazione Amparu che ha portato, l'associazione Campos che ha portato avanti questo progetto, che ha un nome bellissimo, Amparu. Soprattutto il fatto che questo progetto sia stato fatto nelle scuole è un segno. Noi abbiamo visto che il canto a tenore è stato riconosciuto dall'UNESCO, ma un riconoscimento dell'UNESCO per cultura immateriale può essere una cosa che può avere poco significato se poi questa tradizione, questa cultura rimane viva. E quindi io sono particolarmente affezionata a questo progetto perché per la prima volta è stato portato nelle comunità, nelle scuole, coinvolgendo le persone, coinvolgendo i cantori, coinvolgendo chi poi lo pratica e che ascolteremo stasera. Quindi io veramente sono voluta esserci per ascoltare, ma soprattutto per far capire che noi stessi siamo i primi che dobbiamo impegnarci per riconoscere ciò che siamo. E quello che ascolteremo ovviamente fa parte di quello che è stato tramandato nei secoli, quello che ha resistito nel tempo, e anche la dimostrazione che la tradizione orale è parte importante di ciò che siamo. E quindi io credo che iniziative come queste, progetti come questi, che devono essere sempre più numerosi, io vorrei l'anno prossimo vedere ancora più comunità, ancora più scuole, ancora più ragazzi che vengono coinvolti, perché noi siamo questo, siamo anche questa parte di tradizione, quindi veramente voglio augurare buon lavoro, mi voglio sedere, mi voglio emozionare con quello che ascolterò. E sono qua appunto per dire che la Regione non mancherà, è parte del nostro dovere fare in modo di poter sostenere questo tipo di progetti e questo tipo di ricchezza che noi ereditiamo, di cui a volte parliamo come se fosse una cosa immutabile, invece è una cosa nostra, viva e presente. Quindi grazie, veramente grazie. Grazie a voi, essere bene, grazie a Sabino. Ringraziamo la Presidente. Che si spera che a Beru, sul tempo il venitore, nos permetta di seguire in questa collaborazione. Gramo in che uno delle persone che sa che abbiamo cominciato l'idea di questo viaggio. Andrea Dettori, adesso assessorato alla cultura della Regione Sardegna. Ma allo contiamo come abbiamo cominciato questa cosa? Ci siamo conosciuti appena insediati al premio di Ozieri, il premio di poesia, e ci ha legato la convinzione che fosse nostro dovere, ognuno per le competenze che possiede, costruire un progetto che mirasse alla salvaguardia, alla diffusione, all'insegnamento del canto a tenore. Ci siamo visti un altro paio di volte e abbiamo pensato che più che i soliti convegni che vengono fatti fossero i protagonisti, e cioè le comunità e i tenores, i veri portatori e i veri soggetti protagonisti del percorso. Noi pensiamo che il tenore, oltre che rappresentare una delle espressioni musicali più rappresentative della Sardegna, se non la più rappresentativa, abbia in sé
contenga in sé e mantenga in sé vive le radici del nostro canto e le proietti verso il futuro. Contenga anche, diciamo, sia uno straordinario strumento per la diffusione della lingua sarda, perché, come diceva prima Bastiano, noi crediamo nella diffusione della lingua sarda, lavoriamo per questo. Una lingua è viva se la parli, il canto è vivo se lo canti, non se ne discuti. Se ne può anche discutere, ma soprattutto deve essere cantato. Il cantatenore ha cantato la vita delle nostre comunità, la vita, la morte, il lavoro, la politica, le nostre comunità, i protagonisti. Speriamo di aver fatto, diciamo, il nostro dovere in questo. Penso proprio di sì, però poi li spero proprio. Speriamo che, come dire, le comunità abbiano riconosciuto il motivo, il tema, il significato del progetto e saremo impegnati perché questo progetto prosegua nel tempo e quanti più giovani possano avvicinarsi sempre di più al canto a tenore. Grazie. Grazie a te. Il microfono un bicchiere d'oro. Grazie a Andrea. Ammento quando non siamo abboiati su premio Ozieri che so caluvio, anda bene, seguimos. Non siamo abboiati su premio Ozieri che io mi hanno dato complimento, se mai hanno dato un riconoscimento in cui complimento, complimento anda bene, ma a vostro tenore e te si fa che io credo che li sono entrato qua, no? Ma come capita a me da volta, sai, sa politica, no? Che il politico che è impegnato, ti narra, è interessante, bello, lo faremo, eccetera, poi non stiamo a bide sprun, no? E dopo se tornare a zocchettare 1000 volte, sai, invece canto calcolato, manco 20 dies, e mi arriva questa telefonata, parlare questo, Andrea De Gente, guardu del assessorato. Ma telefonato isse, sono barrata a bocca aperta, fin riunito, per decidere questa cosa, mi ha posto in viva voce, in questa riunione, assessora della cultura, insomma una cosa, un'esperienza bella, di una corrispondenza che ha funzionato e che ha battuto oggi ha fatto tutto questo cammino Parisi. Come gramamos un altro dei suoi protagonisti, Sisre, che bene ad innanzi Noemi, bene ai Noga, Curza mia, Noemi Falda de Sisre. Buonasera. E il delegato sul direttore se de Sisre, oggi non bisogna che sono in Venezia, con un altro impegno, una delle città più importanti che bisogna in Italia, è un'attività bellissima, un'altra cosa de Sisre, e non poteva essere schinnoisi, ma Noemi nos ha seguito in questo travaglio che siamo facendo, ne potete fare dare vinza se in plus competenza potremmo narrare. Prego, Noemi. Grazie. Buonasera a tutti, è un piacere per me rappresentare l'Istituto Etnografico della Sardegna ed essere qui stasera per sottolineare l'importanza e la finalità di questa iniziativa. Desidero prima di tutto portare i saluti della nostra direttrice generale, la dottoressa Anna Paola Mura, e del direttore del servizio tecnico scientifico, il dottor Marcello Mele, che come ha detto Sebastiano sono impegnati appunto a Venezia. Il progetto Amparu e tutte le attività connesse per la realizzazione del piano di salvaguardia del canto a tenore si collocano in un solco di continuità e di consolidamento di azioni portate avanti dall'Istituto Etnografico insieme al coordinamento campus e alle associazioni Socio Tenores de Sardegna e Bochesa Tenores, a Sebastiano Pilosu e a Diego Pani, che sono state finanziate appunto dalla legge 77 del Ministero della Cultura nei precedenti progetti Modas, Isterridas e seguirà a breve anche il progetto Ziradas. Questi progetti hanno avuto l'obiettivo di rafforzare la rete territoriale e le comunità di pratica del canto a tenore. Amparu è quindi un progetto di salvaguardia integrata che risponde pienamente ai criteri della Convenzione UNESCO del 2003, dove si parla appunto di salvaguardia del patrimonio immateriale. Il modello è quello di una governance partecipata, quindi i protagonisti non sono solo i destinatari del progetto, ma dei veri e propri attori nei processi decisionali e di trasmissione delle pratiche. La salvaguardia proposta è quindi centrata sulle comunità locali, sui cantori,
sui poeti improvvisatori, ma anche sugli educatori, su tutte le istituzioni culturali, con l'intento appunto di valorizzare i contesti che sono tipici del canto a tenore, come i zilleri, tutte le varianti dialettali della lingua sarda, i repertori locali, le modas appunto dalle quali era nato il primo progetto, le modalità di trasmissione intergenerazionale della pratica del canto a tenore. Questa impostazione è appunto coerente con l'articolo 15 della Convenzione UNESCO, che sottolinea l'importanza di assicurare la più ampia partecipazione possibile delle comunità e di tutti coloro che creano, mantengono, trasmettono il patrimonio immateriale, coinvolgendoli però attivamente anche nella gestione. Il piano di salvaguardia sarà quindi una guida delle azioni a tutela del bene immateriale canto a tenore, ma sarà anche un sistema in divenire che presupporrà una continua rielaborazione che sia frutto di azioni condivise. Le azioni di monitoraggio e di valutazione, che quindi saranno svolte insieme ai portatori del bene, saranno gli strumenti su cui basare il futuro del piano e il suo allineamento alla realtà nella quale opera il canto a tenore oggi, una realtà viva e dinamica. Il progetto ha previsto attività di ricerca, documentazione audiovisiva, creazione di percorsi educativi e di partecipazione comunitaria. Tutto questo materiale sarà raccolto nell'archivio dell'Istituto Etnografico della Sardegna. Questo significa che le registrazioni, i podcast, tutti i documenti saranno accessibili per la ricerca e la consultazione pubblica e potranno essere utilizzati per la creazione di percorsi didattici e culturali utili a costruire nuove letture del nostro patrimonio immateriale. Concludo riaffermando l'impegno dell'Istituto Etnografico della Sardegna per la valorizzazione, la ricerca e la salvaguardia della pratica del canto a tenore e di tutto il patrimonio immateriale della nostra isola. Ringrazio la Regione, le associazioni, i cantori, le comunità, le istituzioni, Sebastiano Pilosu e Diego Pani che ci hanno accompagnato in questo percorso. Invito tutti a vedere i beni immateriali o materiali come non solo dei beni da proteggere, ma come delle realtà e risorse da coltivare insieme. A me das annos, grazie. Grazie davvero. E come facciamo a questo punto da un ogro differente, cerchiamo di abbaidare a queste cose che Ignazio Macchiarella, che invito a bene la corsa mia, che è un amico, professore dell'Università di Castello di etnomusicologia, che io siamo amici, lei mantiene questo microfono a corso, e è stato abituato da me sul microfono a mia, ma microfonato voi è più facile come. Ignazio, noi ci conosciamo ormai più di 26 anni, 25 anni. È stata un'esperienza che abbiamo vissuto Parisi in due maniere differenti, in due camminare differenti, ma che si sono abboiate e crobate un montone di volte. Tu sei in Sardegna da Gaeta e me, che ti lo può tornare in sardo e seguiamo a presentare questa cosa in sa lingua nostra. Narrano si te pensa di questo travaglio che stiamo facendo noi. Sì, buonasera. Allora, io volevo sono venuto qui per farmi un complimento di cuore veramente a chi ha fatto tutto questo, a Illistre, ai cantori, perché insomma è una cosa eccezionale quello che avete fatto. Per spiegarvelo un poco meglio, io rappresento l'etnomusicologia, quella accademica, quella che si fa nelle università, che si fa nelle società scientifiche internazionali come la Society for Ethnomusicology, eccetera, dove tutte le volte che si dice facciamo un bel convegno sulla proclamazione UNESCO, la gente dice no, basta, non ne possiamo più, anche perché nella letteratura degli ultimi 20 anni sono venute fuori un sacco di cose, di iniziative fatte a proposito della proclamazione sui beni immateriali che sono da vergognarsi. Vi potrei raccontare una lunga lista di cose che sono successe in questi anni, tanto per dirvene una. C'è una grande processione che si svolge in Spagna, se qualcuno vuole i dettagli poi glieli dico. C'è una grande processione che si svolge in Spagna e che è stata tra le prime a essere proclamata. In questo paese hanno scoperto
un manoscritto dell'Ottocento in cui si descriveva questa processione in tutti i dettagli. Per cui chi ha fatto la programmazione ha detto eccolo là, dobbiamo rifare quello che c'è scritto nel manoscritto dell'Ottocento. E hanno chiamato un importante regista teatrale e gli hanno dato un pacco di soldi per fare la rivisitazione. Il risultato è stato che gli abitanti del paese se ne sono andati. Quando è il momento di fare la processione hanno dovuto pagare a gettone delle comparse. Cioè, questo è quello che succede, quello che si vede nella letteratura. Quindi capite bene che quando noi diciamo vogliamo parlare di UNESCO, no, per carità, non se ne parla più l'UNESCO, anche perché l'UNESCO ha cambiato radicalmente il modo di vedere la musica, ha portato una rivoluzione di cui noi studiosi cominciamo a essere adesso un poco consapevoli, cioè ha creato una situazione assolutamente nuova. Perché prima della convenzione del 2003, le altre convenzioni dell'UNESCO, anche sui beni immateriali, erano rivolte agli studiosi e agli eruditi locali e non a chi faceva la pratica musicale. Con l'iniziativa di questa programmazione, di questa Immaterial Cultural Heritage, è successo che l'attenzione si è spostata a quello che i musicisti e i cantori localmente fanno. Sono stati chiamati e interpellati i musicisti e i cantori locali a occuparsi della loro tradizione e quindi a studiare, cioè quindi a fare esattamente quello che è stato fatto qui a Nuoro, che è stato fatto dall'ISDA, che è stato fatto dalle associazioni dei tenores, è stato fatto da tante persone. Io cito ovviamente il dottore Sebastiano, al di là del rapporto di amicizia e delle competenze di Sebastiano, anche quella ovviamente di Diego Pani e poi degli altri che hanno collaborato. Dunque voi avete fatto esattamente quello che l'UNESCO voleva, e questa è la cosa. Io sono stato recentemente, ho scritto un saggio internazionale in inglese su questo e spero di aver dimostrato, insomma è passato e sarà pubblicato questo testo, perché noi dobbiamo prima sottoporre a una giuria anonima i testi prima che vengano pubblicati, e questo è passato, quindi sarà pubblicato, in cui io raccontavo esattamente quello che avete fatto, cioè il senso più profondo della programmazione UNESCO. Qui è stato verificato, è stato studiato, è stato analizzato, e quindi l'operazione è un'operazione molto importante, veramente al di là di quello che è importante per la Sardegna, la cultura della Sardegna, vivere in Sardegna, eccetera, eccetera. C'è una dimensione, diciamo, di studiosi che siamo affascinati da quello che avete fatto, e quindi questo era quello che volevo portarvi come saluto, insomma, come complimenti. Vuoi chiedermi altro? Abbiamo ancora 5 minuti. Tenemos 15 minutos de tempus. No, quería arregionar a zico questa situazione sarda, de commenta la IDES in generale, posa musica, non solo per questo progetto che abbiamo fatto noi. Sì, la situazione della musica in Sardegna è magnifica, questo non ci sono dubbi, insomma, c'è una pratica, un riconoscimento e una pratica musicale di altissimo livello, di altissimo coinvolgimento. Ovviamente occuparsi di queste cose è un po' complicato, anche perché, insomma, per dirlo anche in altre parole, se io decido di proclamare una cosa, escludo le altre. Cioè, se io decido di proclamare l'elemento X, inevitabilmente escludo le altre. L'identità, la patrimonializzazione sono tutti elementi di costruzione culturale che noi facciamo. In questa costruzione culturale mettiamo qualcosa dentro e qualcosa invece rimane fuori, inevitabilmente. Quindi questo rapporto tra la programmazione e chi è rimasto fuori è stato ed è ancora parecchio complesso, anche su questo bisognerà lavorare. Però ci sono tutte le disponibilità, anche questa cosa che avete fatto stasera di invitare campidanesi, è stata una scelta notevolmente positiva, perché appunto va in questo senso qui, insomma, nel dire va bene, insomma, la programmazione riguarda soltanto il tenore, ma in realtà vuole intendere, insomma, simbolicamente il fare musica della Sardegna e come si intende la musica tradizionale in Sardegna, e quindi anche per questo, insomma, un altro elemento di complimento, ecco. E l'università in costo? L'università studia, facciamo i corsi. Quando sono arrivato io in Sardegna non c'era nessuno che facesse etnomusicologia, adesso abbiamo 2 storici della musica, 2 etnomusicologi, più gli altri del cinema, insomma siamo 4 e mezzo, insomma, diciamo così, insomma. E quindi abbiamo la possibilità di fare diversi progetti. Alcuni sono stati finanziati dalla Regione, l'anno scorso siamo stati qui a portare Dedimus e porteremo la seconda parte, perché il progetto Dedimus, con un secondo finanziamento regionale, ha portato dei risultati notevolissimi, no? Abbiamo studiato e stiamo studiando come si canta a tenore
con le voci culturali. L'anno scorso c'è stato un sacco di gente, dei cantori, magari qualcuno sarà pure in sala, che è stato invitato e è venuto a cantare con la telecamera messa dentro per vedere come si muovevano le corde vocali mentre si cantava col suono culturale. Ecco, questa è una cosa nuova che abbiamo fatto noi come Università di Cagliari, che abbiamo fatto con un finanziamento regionale e che credo adesso stiamo cercando un modo per renderla comprensibile a tutti, perché è molto complicata, insomma facciamo fatica anche noi a capire come funzionano queste cose, perché un linguaggio è una cosa che non è nostra. Però insomma stiamo cercando di tradurla in una lingua comprensibile a tutti e faremo circolare anche questo testo, insomma, perché anche per noi è importante che quello che facciamo abbia poi un ascolto popolare, abbia una diffusione popolare. Noi lo chiamiamo terza missione universitaria. La prima è la ricerca, la seconda è la didattica, la terza è la diffusione a livello popolare di quello che è i nostri saperi. E dunque stiamo lavorando attivamente su questo e presto vi proporremo di fare insieme un'iniziativa in cui appunto renderemo note i risultati che stanno avendo, che sono sorprendenti. Devo dire alcune cose che ci hanno spiegato queste equip di specialisti sono veramente sorprendenti, quindi aspettatevi la sorpresa. E Leonardo Subra questo che su Sozio Tenore Sardegna ha collaborato in questo intedimus, in questa attività. Sono stati loro a far venire e tutta l'organizzazione è servita per documentare e fare questo studio scientifico sulla emissione vocale del suo canto a tenore, del medal bidas, e teniamo una bella quantità di documentazione. Sì. E di questo io torno grazie a te, ma vince a Marco che noi è presente oggi e certo, altri impegni che queríamo essere che noi su Mantessi, Marco Luzzi, Roberto Milleddo, insomma, e Roberto Milleddo che hanno collaborato con noi. Luigi Oliva. Gigi Oliva gli beste, gli grammiamo a pustisi. Gigi Oliva è uno di noi, che è scantadore sicuro, e fa che parte del suo gruppo nostro, non solo dei studiosi, comunque, ma abbiamo dei cantatori. Parecchi progetti, insomma, siamo sempre a disposizione, abbiamo anche un archivio sonoro, siamo a disposizione, insomma, quindi insomma, ci trovate facilmente. Grazie Ignazio. Lea di te, Lucio. Grazie a Sabine. Come bolnare una cosa che questa cosa viene organizzata su Cuminzu in due momenti, una su Manzano e uno a Susero. Su Manzano dobbiamo fare queste regionatas e a Sero cantare e via. Poi ponimmo la spari queste cose, stroppo, si impegna a Manzano, a Sero, sa gente che viene da Manzano non viene da Sero e a Simbesse. Tanto lo abbiamo sposto sparisi e comprendete che vada zigo di arreio non si innantisi, però è il bello che nos permette di comprendere non nos accattiamo, che siamo noi, che siamo in Sardegna, che battono un montone di maniera da baidare a tutto su chi facciamo, su chi conta sempre, scommente Anna Ignazio, che a fine non siete solo saoghe di uno, di due, ma che a fine tutto questo travaglio che abbiamo fatto siete saoghe del suo cantatore, che siete fatto che si impegno di donzuno di noi, che siamo come cantatori protagonisti, non studiati soggetti passivi. Questa è la bellezza del saboglio che abbiamo organizzato. Siamo sparisi, arreioniamo e cantiamo pure a pustis. Come quando arreionare ne gramo Diego Pani, su un panzo di fiazzo mio, siamo su. Buonasera a tutti. Diego. Che abbiamo scalchiano di differenza pure, che posso essere il babbo, Diego. E questo, Bolnaro sa verità, è importante meda, questa differenza di età. Meda importante. Che vado in un montone di cose, che io ho esperienza di ezzo. Non sa verità. L'asisco, che ha bisogno in mezzo una vita, e l'asisco quasi a malagana. Però vado in un montone di altre cose che io mi perdo, che non tengo la mentalità del suo giovane. Sono come una specie di rallentato in certe cose, ho bisogno di la comprendere. E tanto posta sparisi le esperienze diverse, ma finza sedate differenti, ma passione comune.
Posta Sparisi, credo che siamo diventati come una bella macchina operativa di gente che vuole travagliare Parisi. Non fa che se su conto da sala di commentare la vita tua, io ti lascio solo e mi che so in cui. Ah, casi addirittura. Sai che era, sì, poi a barra a fianco, a barra, vabbè. Bene, sì, credo di essere veloce, perché questa gente che era di internet canto a tenore, quindi devo scherzo vai dare di una maniera che abbiamo stentato di tribagliare fino al adesso convinto. Noi tribagliamo spari da questo progetto dal 2018, con questo primo progetto che è nato bene, si accompagna da Sisere, noi mi fa da prima, il primo progetto Modas, che fu di un progetto ministeriale e con cui abbiamo cominciato a tribagliare vari, a tre associazioni, a Sisre, poi questo progetto del desamparo del suo canto a tenore. E da subito abbiamo cliccato di fare una documentazione e una cricca manna sul suo canto a tenore. A Topianne sono cantori per i salsi biddas, ma poi documentarne con video e audio 11 attività che facciamo, rassegnas, cantate in solzillerisi, ogni cosa fu documentata da un pizzocco che si narra da Stefano Zedda, che come è in Cracchiloco e su teatro, a 7 ore su teatro, che ha documentato tutte queste attività che noi abbiamo fatto dal 2018 fino a 6 come. Puite, prima di tutto questo pensa su una cosa che non pregunta ad UNESCO, la digitalizzazione del patrimonio materiale, è una cosa che UNESCO pregunta in suo progetto di salvaguardia, ma soprattutto puite, noi schierimmo fare una documentazione che poi potremmo tornare a dare a questa comunità, che potremmo regalare subito a questa comunità di cantore, a Salbidda, a questa gente che ti aggrada su canto a tenore. E quindi abbiamo fatto. Abbiamo pensato, invece di archiviare e tenere in un archivio tutto su che abbiamo documentato, di fare un canale YouTube. Abbiamo pensato già nel 2018 che questo canale YouTube magari dove potevano accedere tutto quanto. E abbiamo cominciato a caricare video di cantatas e interviste in questo canale YouTube. Mi permetto un minuto di fermare, è un'idea sua, no? Quando abbiamo cominciato il suo primo progetto Modas, ma mentre abbiamo fatto le interviste in Silanos, e la abbiamo fatta, come si fa che possa documentazione scientifica e gai, che però non tenete sogro di chi è quello che per abbaidare, no? È spruso documento finito, serrato, poi studioso, se gai. Ma Diego mi ha suggerito, sa di e tutto, bustia, poi te cambiamo questa cosa e la facciamo seria a questa stessa maniera, scientifica a questa stessa maniera, ma farla diventare una regionata che diventa un podcast, che tutto canto può intendere su canto a tenore contato dai suoi cantatori. Perdona, che è giusto di lunare. Per esempio, questa è una delle cose che io non vi è arrivato a sola, mai vi è aiutato a comprendere questa cosa. E stisse che spruzovano e conoscono questo strumento, no? L'idea fu proprio questa di utilizzare mezzi di internet che però sono tutti conoscono oramai, proprio perché tornare questa documentazione subito a sa gente. E abbiamo visto che in questo anno, questo canale YouTube è attivo dal 2020, questo canale YouTube come tenete più di chi mi ha iscritto, ma tenete soprattutto più di 1 milione di visualizzazioni. E se tu andas a aprire ogni video, io sono una sfilzia di commenti tutto in sardo. Chi sono commentando questa cantata, chi sono una razza bella oca, questo mi ammenta assai da mia, che uno mi chiede che sta in fuori, capite? Poi questa comunità che sta usando questo mezzo, questa comunità che sta pagando questo video. E questa cosa abbiamo fatto con queste interviste che furono a Bastiano. Questa intervista la abbiamo trasformata con una introduzione in puntata di un podcast, di un programma radio che si è zappato in YouTube, ma vince in Spotify, Apple, Amazon, tutti questi altri servizi puoi ascoltare questo podcast. Un podcast tutto in lingua sarda, completamente in lingua sarda e completamente dedicato a suo canto a tenore. Poi noi questa è la maniera di unire l'azione in queste comunità con un'azione di
in inglese si narra repatriation, che tornare tutto su chi ha fatto come ente cricca in queste comunità, de tornare a sa gente. E tutta questa cosa è raccolta in questo sito www.atenore.org. Questo è il suo sito, e noi è spiegato sul progetto, dove è sul calendario di tutte le attività, calendario sempre aggiornato con tutte le attività dia per dia, in sa home page. Poi guarda una pagina su cantatenore, in dove è spiegato il test su cantatenore, una introduzione su cantatenore, sul sito è in 3 lingue, in sardo, in inglese e in italiano. Una pagina di risorse, video, foto, audio, in cui uno può cliccare, canta il fotoduada, ogni video e ogni video tiene tutti i crediti chi ha cantato, chi ha fatto la ripresa, che hanno stato girato sul video, è tutto documentato. E questo grazie al progetto Amparo noi siamo su mezzoranne, stiamo facendo un database che deve essere ancora a mezzo di sbagliare. Questa pagina è su podcast che ho parlato prima e poi questa pagina che è una delle Brubella, delle rette su cantatenore. E noi due potete andare, separare una vita in questa bella mappa di Sardegna dove separare una vita, andiamo a Orgosolo e in Orgosolo potremo dire una presentazione di Saida e di su canto scantatore il Duasa del successimento 280 scantatori, mi pare un bello numero, e poi tutte le risorse fotografiche, itte attività che abbiamo fatto in Saida di Orgosolo, cale videos, qualsiasi cosa che noi abbiamo fatto in questa ida. Questo è sul portale www.atenore.org, che è mamma, andiamo di sul progetto Modas e poi di tutto l'altro progetto. I dite che in tutto quello che facciamo noi teniamo un logo, Modas appunto, che fu il nome del suo primo progetto e che abbiamo separato della Sare Gasi. Noi sì, ogni volta tu iscrivi al suo progetto, tu presenta, tu finanziano e ogni volta sul progetto tenete un nome diverso e quindi l'azione di questo progetto tenete un nome diverso. Facciamo su Gasi, però con questo logo, un brand, una idea, Modas, che abbarra sempre portare davanti qualche cosa che vinza sono scantori delle comunità possono conoscere anno dopo anno. Quindi io mi auguro che da seguiamo su questa lega, finché sto usando so chienini, ringrazio dell'attenzione e grazie a tutti. Grazie a te Diego. E grazie a tutti su di quel facendo, noi stiamo ringraziare a pare e spotorrare qui dal regno, a Savine so sconto, a Sasola non si fa che nulla. E può fare tutto questo trivaglio, un montone di altra gente che va trivagliato, che va esperto su web, va gente che trivaglia, può fare questo podcast, va un montone di gente che è capace di fare cose al cui, di tutto si è sedato, finza su un montone di giovani, finza sa grafica, per chi penso non sia gai mala, finza di questo progetto Amparo che abbiamo fatto, che penso che sia bella, chiara, semplice, che non sia di una cosa confusionaria, non va cosa che di cattana noi scaumbe, e in quel pure va gente che vi trivaglia, che da non si die ha fatto un montone di cose. Abbiamo ha detto stampa tutto, che dobbiamo fare tutto pare. Se questo che renarre che effettivamente uno è esposto, ma la verità è che è tutto questo mondo in dai seguiti che va a funzionare. Questo progetto il nostro, che spero davvero che possano seguire. Come che la abbiamo in tutto questa zarra, che abbiamo fatto la conca canto un orrio a sa gente in oghe e a cui sono in mi solo che hanno scambiato canale pure, ma gusta canto per il senete. E tanto gramammo su, no, prima facciamo un minuto, presentiamo la clip del contesto tradizionale. E in sora che io lo presento, facciamo entrare i suoi amici, mica quello da innanzi, che diamo la maniera di far entrare uno tenore, che poi vi presento. Apponato che abbiamo fatto tutte queste attività. Ecco,
Una parte con lo segnaletto scrivete in sa cartina della Sardegna che ha pocher fiduieo di fare questa cartina geografica. Può comprendere a Beru su chi abbiamo il fatto. Va che il bidere canta il bidas. Li schimmus che siamo in Sardegna e già beste, chi su canta a tenore stessa zona centrale della Sardegna, li schimmus e tutto, però voi i dimmus a Beru, canta il bidas abbiamo stoccato, canta scosa abbiamo il fatto. Questo è de solzillerisi, cantare i solzillerisi. I solzilleri vidi su luogo dessa scuola. E su passato, su luogo dove si faceva tutto in una vita. Non vai ad atteroso logos o posa boiare organizzato dai non si schicchie. Vivi su luogo, va con lo zire sa gente, vivi su una tasse cosa, di sesa, reionas, de donzi cosa, dai su trivaglio a sa politica e a sa musica. E su luogo può vagare e vinza la musica. In parte sta barrato puro, in parte paga, che sono entrata a sa televisione, sa musica de su zilleraio di DJ, no? Tutto questo come è scambiato, però noi si insalbita al nostro, che sono i dal minore, sposo brusu, questo lo chiedono che lo querimo storrare alle aree a bella bello, che in maniera, che in s'accordo sul zilleraio, che deppimo ringraziare e deppi del bidere, commente nos hanno accoluzzido, sa contentesa. E con la die fimmo intiesi, due al die, che napura, fimmo intiesi. Tutto su chi ha imbocato per uno scumbidare, non che vi impessende a fare il dinari da esa gente che abbuia, no, hanno preparato un montone di cose, non sanno accoluzzito, un ureme intendeva, una contentesa a Beru, quando il gai e quando sa gente bene da scurta, da si caglia poi scurtare su denore, bada una presenza che è bella, cantano su spizzinno, cantano sul zio che non be canta e andai meda. Quando il gai narasa, questa cosa è funzionando a Beru. E quando intende soldi un'altra ide non ve l'ha fatta, che ti gramano, ti mandano un messaggio, è in bida, a un altro anno, a un altro progetto, si deve scherere, come resissimo a fare scusto. Ma bella bello, si deve scherere, essa politica pure lo permettiti, amo a seguire, ande fagere, pochi su tenore, sa cultura nostra, sigada e salbida nostra, sa sì che torrare alle aree tutto sul logo, so che li compettino. E come gramammus, sos amigos del su tenore, nulesu, saida de nule, sono battor anzianos, batto il zio de nule, che abbiamo separato che fa che scantare solo zios anzianos in questa occasione. A disabidere che tutti sono schiana bene, sono gente bezza, che canta a Santiga, e come intendete commente cantano. Pensamentos auve mi subide in questa occasione triste e dura. Speranziano mattider de nella provvidenzi ti assicura. Secondo imbassata chi resider zeoso destinado a sepoltura. Sino è nella sami
prorughe m'abbraccio già cosas in favore, come su destino. Casi miei. Contrarius amore desegare dai fundum affettos in rancore e ponzo d'un vigore in o Paris ambos Paris in sa fossa una di su menzu riflettire una di su menzu riflettire o avresta fatto Grazie.
scheschino che renata mare, ti vettane a banda a un e si per terra notte in zo camino, tanto da altura a bella scheschino che renata mare, diventane a banda un vortino, bella scheschino ti vettane e si per terra non tenzo camino, dando da altura può falare, e si per terra non tenzo camino, dando da tanto da Pizzina e na ballare, pizzina e na ballare, pizzina e na ballare, asciamo da una bella
chi terra una o che mi ponzo a cantare al lugore de luna. Poscherza augurare a suoi chigiuni no che tanta buona fortuna. A chi terra una che tanta buona fortuna, poscherza augurare a suoi chigiuni no che Custos non lo saia presentato innanti l'UDP a fa che ma mica scolato, ma gliela zillezzi tu che vieni dai 10 su che boscoglia zunghere eschi due di questo spizzino, so vieni in terza media che abbiamo fatto sul laboratorio sassi scolas e uno in particolare non me ne porta nulla di questa cosa. E poi a bella bello si sta appassionato e oggi abbiamo inteso a distanza di 2 anni che sono un pizzino di questa età come si può imparare a cantare a tenore, si veste a zigo di puntoglietto, no? Che noi del Pimmulfaghere sul mannos. Come arreglioniamo un minuto di it abbiamo fatto i salbidas. Questo è la rassegna al canto a tenore. Da canto è nascito sul folklore. Sì, innanzi come taponosi cantai in Silleri, in Treide, so Scozzolosi, sul magazzino, so e gai. A un certo punto è cominciato a cantare i sospalcos. Da esa cavalcata da innanzi, in tutto i spalcos del Salfesta al nostra, a cantare chi su microfono in situazione legale. È diventato una specie di tradizione nuova, che ha dato una oghe nuova su tenore. Ma cosa bella, se cosa bruspago bella, se però ha battuto su tenore a si fa che riconosca il di Bruso e l'ha battuto vinza a essere fuori de Sardegna. E tanto questa cosa bella, sa chi in salbida, sa so scantatori se poi si hanno organizzato vinza a contissoro, senza bisogno di comitato, so organizzandosi sa rassegna, sa ai scambi puru. E noi siamo seguito questa raglia e abbiamo fatto questa rassegna in questa albida, sa che dite si elencata sinoghe, che sono pintate in sa cartina della Sardegna, donzuna 3 tenores. E questo che narrerà il fatto cantare un montone di gente a Pompiate, che donzi tenore ha cantato una volta e via in questo progetto. Può pottere fare scantare a tutto. Una volta e via donzi tenore, o in Silleri o in rassegna. Una cosa di grande soddisfazione finza a sposta disponibilità di questa gente a trivagliare parisi. E come invece si invitiamo il suonatore della UNEDAS a venire ai Noghe, suonatore della UNEDAS, perdonate, della UNEDAS, de Concordia alla UNEDAS, che sono Gianfranco Meloni, Ignazio Zucca e Fabrizio Rosas. Che lo sconosco pure, uno mi è sconnato, ma buon giuro non l'ho invitato io, anzi non lo queria proprio. Però, il gai, non si d'altro non sabboiamo che il sesone da Geo fa questa cosa e canto pure. L'anno di Ignazio, non è che si è riconosciuto su tenore, so satteros che devono a barra la banda. Sa musica sarda non è che ha riconosciuto uno, ma sa la uneda si ha incanta su tenore. E li schimmus tutto so sardos, li schimmus tutto, che sul resto della musica nostra tiene samantessi valentia, precisa, identica, come non lo scrutiamo e non lo godimmo pure.
matera reionata, ma curza. Però è giusto di dare importanza a Donzuno che ha travagliato e a chi ha collaborato, che sono i suoi presidenti e adesso soci che hanno fatto tutto questo progetto Amparo. E lo invitiamo a Bennere Noga, a Gigi Oliva, a Gianmario Cossa e Mario Mureddu. Mica voglio io pure a dai secoli di questo. Mica Ponzi in mezzo. Venite a corsa mia, vieni. Tanto, cominciamo con Gigi Oliva. Gigi Oliva è il suo presidente de Campos, che è proprio su sozio, che si è alleato in carico, azzuato dai sosatteros, si è alleato in carico di ammaniare tutto questa cosa. E finito a suo coraggio di avere in mano una cosa goimana. Gigi, ti pare di importante il fatto a Savine di questo viaggio che abbiamo fatto, e ti pare che abbiamo ottenuto? Buonasera a tutti, e certo che è importante, per noi sarebbe stato, come antecampo sarebbe stato un onore, poi i gusti è garanti, quindi come stai tranquillo. Troppo comodo che No, sarebbe stato veramente una cosa ona, di Portomando, posso cantare a tenore. Mi stava già tutto, quindi ringraziamento a so che ha fatto due da presidente della regione, perché piacere che sia bene con noi, a Sisre, insomma tutto quello che abbiamo tribagliato, sono cantatori, eccetera, eccetera. Io mi queria tornare a su che una Ignazio Macchiarella, no? Va da Sartre in Sardegna, e Campos tiene tutto questa Sartre. Polonare di metafora, non mi intendono vago come se babbo di noi arte, di noi vizio, non sa noi arte, come tu visto Bruno Agus, Nino Porco, questo in Noghe, Paolo Zedda, come sto a me, e poi noi scacchiamo a toccare. E Deo, la speranza mia è che su, che fa su cantare tenore, lo vedono tutto la Sartre. Tutto, cioè bisogna tribagliare con tutte le Sartre che bisogna in Sardegna, che sono tutto di Portomando. Quindi su cantare tenore deve essere, ad esempio. E sul sogno mio segreto, lì scritto il testo, che a parte da spalco che si canta, che si canta il bio, che abbiamo fatto un giro in Sardegna e noi andando a Calisiaura intendo cantare e suonare. Sul sogno mio poi campo. Questo è un sogno bello e manno, grazie a Gigi. Gianmario è invece suo presidente e suo socio della Sardegna. Gianmario, te minara tu, e te non scontas, a chi è Bestino e a chi non esiste vinzas a Baidende in suo canale 79, Radio Televisione Sarda e in suo canale di YouTube de Modas. Curzia di suo microfono. Buonasera a tutti. Tanto io penso che questo non è il tribaglio di un anno, questo è il tribaglio di quando l'abbiamo cominciato, che calcolato per questi anni, ed è su frutto che ora si dà pizzo. Che quando vediamo questo spizzino, noi siamo gente che canta di tutto datato. Quando vediamo questo spizzino spiegando a sopra, mi pare di tornare in dai secoli di 21 anni fa, che sono piccato da prima volta in nove, poi la festa Santo Giuseppe in numero. È una soddisfazione che intro in me ha provato un orgoglio e una contentezza che mi sono inteso quasi appagato di tutto il sacrificio che abbiamo fatto in questi anni, che sono soci tenores, hanno cominciato questa avventura, che siamo arrivati a un punto di narrare il stato di pagato sul tribaglio che abbiamo fatto. Naturalmente abbiamo fatto un cammino che dobbiamo seguire, e noi in questo cammino, in noi che il bustiano, che este s'artefice, io penso, noi che sono erdananti di tutti questi anni del tribaglio che è stato fatto. Però in questo momento le istituzioni devono seguire a dare una mano, che se siamo arrivati a fare la rassegna, sorsillerisi, le scuole, noi dobbiamo spuntare a questa cosa per tenere una continuità di ciò che abbiamo cominciato. La soddisfazione nostra è giusta. Grazie. Grazie a te e Vince Scodotti la collaborazione che ci ha dato in questo viaggio lungo in questo mondo del suo canto tenore. Mario Mureddu, de Bocca a tenore. Saluto a tutti. Ringrazio, mando un saluto da parte di tutta l'associazione nostra, Bocca a tenore,
Abbiamo partecipato a questo progetto, pensavo, sì, va bene, è una cosa di aereo, serve a entrare in mezzo ai gente, in mezzo all'ambiente di antatenore. Abbiamo deciso poi di distribuire tutti questi eventi, cilleri, si rassegna al laboratorio, in vita abbiamo deciso di avere un laboratorio e pensavo non essere di un'isciola, come non tengo di imparare nulla a nessuno, però praticamente mi sono adattato in una realtà importante per me, forse non me l'aspettavo nemmeno. Abbiamo startato a creare un ambiente, io ho notato, andavo più che andavo a cominciare a andare. Noi andavamo su Cilleri, a sciuttare sul manno, e a imparare, creavamo di sciuttare e di trasmettere, di provare a fare sugli anatuizos. Questo è l'obiettivo di tenore, di tenore. Non è una cosa nostra, mia, personale, ma è una cosa della vita. Dobbiamo mantenere, dobbiamo non sforzare, aumentare il noto di creare quanto possibile lo trasmettere a tutti i nostri, a altre generazioni che vengono. Questo mi ha dato un meda piacere, poi si sta coinvolto un montone di giovani, piccoli, si sono appassionati, però anche ci appassionano noi quando teniamo le società. È importante questa sigla, e in questa vita il tenore veste tutta una serie di vite, il tenore veste sta una continuità nella mosgassi, in altre vite sono un po' di manco, in altre vite che l'hanno perduto, però è importante comunque che ognuno, ogni vita, ogni giovane mantenga l'identità sua, a suo tenore è un onto di identità, ognuno tiene il suo, mentre teniamo il costume, di prima che si tutto mantiene tutto tenore, ognuno mantiene il suo e se lo mantiene da strinto, come siamo gelosi di questa cosa, ognuno sa vita sua, è giusto che sia gassi, non è una cosa di chi spacciare gassi, manteniamo tutto tenore, ognuno sa vita sua e per lo mantenere e sicuramente per aumentare l'esperienza di Pubblico non c'è bisogno che continuità su spicciocchi che ne andare aumenta uno. Grazie. Grazie, Tole a te il microfono. Non ve che gli ho fatto il microfono, io lo tengo. Vos saluto e vos torro grazie al fin al essere bene il testimonio di questo trivaglio che abbiamo fatto, ma sul ringraziamento di Sprusu, poi Zazuto che ha dato, indispensabile per fare questo tutto. Grazie a Sagici. Mica torro, da innanzi che devo presentare un altro di questo tenore del zio, il Bezzoso, che questa volta è in da Evonne e fa che parte di questo che Mario Murillo ci ha raccontato, che si sono tornati a boiare in questo laboratorio fatto in Said, noi le diamo un laboratorio, è un abboio poi volte scantare, a boiare gente manna chi cantare, zovano chi vogliono imparare, chi vogliono conoscere, chi vogliono ischire e non si impara a pezzi a cantare a tenore, ma finza a stare parisi e finza a fare dare in sardo si chiarimus, ma finza a come si deve comportare la gente in una società facendo le cose paris, che su tenore in battero, è una società e non zona della parte sua del fare. E credo che, come non sanno a fare intendere, los amici del Fonne, questo cantico bello fonneso. Es un momento de bojo, annunziare parte meda bella e curiosa. Con mamma e sposa. Venise una vedesinde a fondare
stata burrascosa. Deo salvarende bottone via, Deo salvosa cara e sposa. Deo es un momento de una Deo si sposa la Dio salvare, ma sa mamma non la lascio andare. Mantenzo con coro e simpatia, bruite che mamma andammo zona e Maestos al montañas, fizzar de su canudo genargen, in sas virdes campanas, annucciolas, virde ramos, dulceni sempre bosognola, però es senti in colonna, sensusi io non tempo scodia, torra tristezza quando chi ha salenta non se dole bene, oh patria mi sento ma sto Izzarte Misas virdes campañas annucciolas virte ramos dulceni semper bosognola però es senti in colonna sensusi io non tempo scodia torra tristezza quando chi non se doli ma estos al montañas fizzar de su canudo gen argentu Grazie. Beh, sa bellezza del suo canto forneso tocca di narrare questo spizzino che l'hanno imparato a bere. Come arreioniamo ma un minuto de no escusto de questa rassegna che abbiamo già analizzato, questo è quello del laboratorio aperto che abbiamo fatto in un di guida, mi pare che a memoria, che è quello che venne innanzi Mario Mureddu, che ha funzionato bene in fonne, ma vinzas in un montone di teatralbidas, e l'abbiamo fatto vinzas in bidas
in un besu tenore, non è scomenta a fonne che il finza al forte, bada in un montone cantatore, se gai, ma bidda scommente volte essere bidu maiore, su una ida minoredda, che tenne di una bella tradizione, ma sono, non isco canto, schimbicantos abitantes, eppure hanno fatto un laboratorio bellissimo. Hanno tornato a far cantare Solmannos e Badaboiato Zovaneddos a cantare in una realtà de gai minore, che però tenne sa dignità sua, e tenne cuddu di Mario Vinendes, identità sua, che è un'identità de ida, galu via, che funziona da chi sai da saboiata. E tanto sono esperienze ascustas che potremmo mezzorare, da casa esperienze che abbiamo fatto, abbiamo imparato in un montone di cose che si possono mezzorare, però un'esperienza importante meda che attento a me mi sono arrivato insomma un montone di messaggi di ringraziamento per questa attività personale, come che l'ho fatto io, ma l'hanno fatto da scompanzosi solo, sol de Saida, sol Mannos, a Issos, de Pides e deppen ringraziare. Tanto invece il Bidimmus deve entrare, so scantore de Irgoli. So scantore de Irgoli sono cantores, come intendiamo noi, de Gresia, cantore de Gresia. Este una maniera di cantare, io non bido la laccana tra su tenore e custu cantico, non vada una laccana netta, che brinca sa un'ala e se scantende cantico de Greia, che brinca sa sattera e se scantende, vada ambientes profanos o de cantico e ambiente religioso e sacro de su cantico. E salvo che se possono essere de ula o de vettus, ma sas cose sono gai differenti, il bidda boidda, chi apponnere un confine che questo non è tenore, gudattere è tenore, anda a male meda. E sempre il batto al boghe, sempre il basso contra boghe e mesuoghe, come è tutto del mondo nostro. Io sono il fa che intendere, batto scantata come intrada Saghida Santa dai lunisi, batto scantata al de Saghida Santa, anticipamos questo scantico, vol dimando di applaudire solo a Savine, che adesso sono a cambiare vinta scantatore, può permettere a tutti di cantare, e si firmano che fanno un canticheddu de donzi cantico de Saghida Santa. S'applauso a Savine, grazie. Miserere mei, Deum, secundum magnam misericordiam tuam. Esem cum multitudine miserationum tuarum per iniquitate meam. Justa saruge penosa, extremas penas patende. Stamba mater
arbore fiorida, oh misteriosa pianta, preziosa rode santa, arbore d'eterna vita, preziosa rode santa, arbore d'eterna vita. Staba mater dolorosa, justa crucem lacrimosa, du pendeba finius, staba mater dolorosa, justa crucem lacrimosa, du pendeba finius. Regina Celi letare, alleluia. Quia qui meruisti portare, alleluia. Resurrexi sicut dixi, alleluia. Ora pro nobis Deo, alleluia. Magnificat anima mea Dominum, et exultabis spiritum meum. Non mi ecco, bisemmus, perdonate, non intendia, sao che mea. Gracias a sos cantores de Irguli e gramammus sos poetas campitanesos
ma ci sono ritte bifaghe, ne sono poeti campidanesi, sono in oghe in questa situazione, in Nugoro, canta tenore e tutto il resto. Intanto a Mulnadu che Campos gogli tutte le arti e tradizioni orali della Sardegna è immesso finza la poesia campidanese, ma la poesia campidanese ha un particolare. Meda già li schide, già li schide, meda de noi si li schide tutto, insomma, ma finza so che non sono abbaidende in sa televisione o in su sito de modas. La poesia campidanese che abbiamo ascoltato come è stata accompagnata da basso e contra, i solinari basso e contra, che accompagnano i poetas improvvisadores. È una poesia a muttoso, entrate voi piacere amigos poetas e gai che vos presento ene. Sos poetas sono Antonello Urru, Marco Melis e Daniele Filia, su basciu este Paolo Pilleri e sa contra Emanuele Mereu. No este tenore, non bessa mesa ove, ma bisogna bassa e contra, commenta in tutto su cantico a tenore. Tanto noi siamo scherzi di Vinza, non sta dimandato proprio di coinvolgere tutto la poesia che è stata accompagnata dai suo tenore, finza scussa campidanese. Infatti non bisogna solo di questa repentina che sono accompagnate dalle sonette, solo del solmuto de Barbaggia, sempre accompagnato dalle sue sonette, ma questo è stato accompagnato dai basci e contra, in campidanese si narra sa contra, e tanto non lo si scurtammo cantando questo il verso o molto scurzo a due spese. No pretendo voto in Savagella, canto in iscantata mentre canta partisi. No pretendo voto in No pretendo voto in Savagella, sa Sardegna nostra illuminata dei artisi, da rendenti sempre diciosa e bella. Canto in iscantata mentre canta partisi, da rendenti sempre bella e diciosa, sa Sardegna nostra illuminata dei artisi, illuminata sa nostra Sardegna. Dei repertorius anticus fu e da divine macchiarella, dei repertorius anticus fu e da fine macchiarella, i sarti di vainti dei sprigus, Sardegna podi biri brusbella. Dei repertorius anticus, Sardegna podi biri brusbella, i sartisi di vainti dei sprigus, dei sprigus di vainti
passa moda poi tradizioni de su folclori tocca da tenni uno gude riguardo poi tradizioni de su folclori poi tradizioni de su folclori insieme in su sistema planetario sardo brillanta isi stellas de raru splendori tocca da te tocca da te uno gude riguardo brillanta isi stellas de raru splendori insieme in su sistema planetario sardo e su donu de natura ed eritu ancora ho in su gorum migosu su donu de natura ed eritu su donu de natura ed eritu ai gusa in Deus porta un nosu spero che di dorrinti merito ancora in ancora ho in sugorum mi gozu vi spero che merito di dorrinti ai gussaghi in Deus porta un nosu ai gussaghi nosu un Deus porta scampi danesu santi invitau pode piganta in noi i scampi danesu santi invitau i scampi danesu santi invitau de tempo passau vinasaoi terra sarda tanto onorau canta in noi terra sarda tanto onorau de tempo passau in terra isolana debiticum isterremus a prima sementia in sa terra isolana debiticum
in sa terra isolana de pitticu, sarti è su frutto dell'intelligenza, chi boniti assusu i geniusu de spiccu, seminamu, scattamu sa prima semenzia. Gettamu sa prima semenzia, chi boniti assusu i geniusu de spiccu, sarti è su frutto dell'intelligenza. Ringrazio con giusto riguardo Dogna presenti noi si diletti di ringrazio con giusto riguardo. Oh, ringrazio con giusto riguardo sa contraesti luci che riflettiti sarti nostra patrimonio sardo. oh, Noi si diletti d'ognuno i noi si diletti di sarti nostra patrimonio sardo. Sa contra è luci che rifletti luci che rifletti sa contra Genius eu decoru sicuro genti oi vosi vai felici genti oi vosi vai felici. Pignus eu decoru sicuro, tutto questo traballo sia ad una motrice. Sardegna può essere bella fino in suo futuro. Gente vosi vai felici, Sardegna può essere bella fino in futuro. Tutto questo traballo sia ad una Sponganta maia una parte i sustanziosus poeticus quadrus mai dusus sponganta una parte mai dusus sponganta una parte is venas decoru deis fillus sadrus alimentinti sentimentus di amori possarti i sustanziosus poeticus quadrus i sustanziosus poeticus quadrus alimentinti sentimentus de amori possarti
Is venas de goru deis filus sadrus. Is venas de goru deis filus sadrus. Saludo con gentilezza, cais canto nostro dos acabaus, saludo con gentilezza. Oh, saludo con gentilezza e spingeio carus appassionaus chi mai morra da questa ricchezza. Cais canto nostro sudus acabaus chi mai morra da questa ricchezza. I spingeio carus appassionaus, appassionaus caro ispingiaisi. Grazie Almeda, a sos poetas dessa versada campidanesa. Torramos un minuto, ma un minuto e via, cosas che abbiamo già nato, ma che la narrere completas sopra sul laboratorio si sas scolas. Si sa regia non fa che il bider, ecco, in oghe. Abbiamo fatto laboratorio in deghe scolas, là, biti, bono, scanulo, de, orgoso, lorune, ottana, eccetera. E come te bidite in oghe, sarule, silanoso, chimbe, attobioso, de 2 oras, podonzi laboratorio. E bolnar sa frida da poposto vinza, sì, come lui dimus come ti scurrade, a poposto vinza su una valutazione de come questa cosa è stata agradecida dai sasi scolas. E sa verità, so spizzinnoso nos ha nato deghe, voldammo deghe. Ha domandato una dia in lode, ha ponato canto non date per questa organizzazione di questo buio, con un pizzinetto da esegui salmano deghe non sono andato. E una cosa verità, vinza sono professori, presidi, gai, sono stato scontento al meda. Ma una cosa di spanto, che quasi di adesso è su tanto di organizzare una cosa, pezzi può contare questa storia e solo. Ma speriamo di seguire il suo tempo il benitore. Io intanto do grazie a tutti i dirigenti scolastici e ai professori che ci hanno permesso di entrare in questa scuola e ci hanno aiutato. Grazie a vero. Gramammo su concordo Santo Bacchisi de Bolottana, Bisezzi Spizzinno. Questa orta sono bezzo saberu. Baida de bollo, non so chi ha cudo, sono più bezzo, che tene già su chi canta che tene 26 anni, e altro 30, 32, però lo sapo con notto, quando fin pizzinello il minore si scola, poi ha fatto un laboratorio da emeda, e si scola da Macumeri, si psia, e 3 de gusto fini sul laboratorio, che sono solmanno. Questo tenia de cannos, e nel bene di una diega vivi su frate, sol fratese, e nel bene di sicuro lo sapo con notto stando. E oggi lo stenimmo in oghe a cantare sa moda bolottanese. Una cantone particolare Andrea Bidene dall'Unarrere è di Francisco Pisano, un poeta bolottanese che ha cantato commente chi a faedare sa poesia sia di una pizzina bolottanese sarda che è il bessida a continente a trivagliare e faeda dissa essa poesia. Cara Sardigna ti stimo ad onzora, ti denzo in coro vero, mi dà pena. Provo de
vuole scambiare si da fora trivallande che so in terra non mi intergonzo e vivo serena, sa nostalgia della denzo ancora. Tu e mardato già prima aurora ligata a ti e già senza catena. De che dorrare sempre a Posagana, mi piace sa limba e sosuso, mi piace sa ida de Bolottana. Me da scovente de ottani in coro, fa che chi torre in tottus os escrusos a poder strivallare in terra in soro. A poder strivallare. E cara Sardigna e me da scomente e fa che chi dorre in tutto meso e a poder strivallare e a poder strivallare e cara Sardigna cara Sardigna e ti denzo in coro sempre mesu de affannos e dolore, sempre mesu de affannos e dolore, cara Sardigna mia servistata, cara Sardigna mia, cara Sardigna mia, cara Sardigna mia servistata, e su tu dai ed impare, spadam dai ed impare, spadam dai ed impare, spada che derrade bandidos e pastorem che derrade bandidos e pastorem se estuve solamente armada e no meno estiramos amores cagui e sammeremada cagui e sammeremada cagui e sammeremada cara Sardigna ventum mesi ventum lezzere mare lezzere mare mentu e mentu e lezzere
bombarezza, 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 bombarego, tu con Grazie Caetano. Vadi. Che tu mi zasorda si spartano, giù che de me ne la usa bandera. Arrivendes a Grecia guerrera. Che tu mi zasordaos si spartano, giù che de Mari rende si spada sos troiano arriven e a sos di nortesos capitano vaghe che isula puesa era vaghe che ostinador de morrero campare Parisi Iscapanna in mare a Saviera Cusese Agamemno laggiù che sa pandera giù primo la soldate scappone ti filara terrebbe canta zenta si ferru e mandare Parisi gusto tara carfa tutti l'agnoro cadi mancada sa no conosco cano comprende se tu e a che danno
che Bom bam bom bam bom. chi la posta Bam 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 bom bam bom. ricchezza Bam bam bom bam bom. mano Bam bom bam bom. ite bello suonare chia che sa chi terra Bom bam bom bam bom bam bello suonare chia che sa chi terra sa stu all'arar bella sa che mirar vasare all'arar bella sa che mirar vasare ite bello suonare chia che sa chi terra e sta arribata sora essa partenza con beni stima a posto cosa mano via essere addurato a crear manzano che mi piace sa vostra presenza arrivederci e buona permanenza. Grazie. Già la Zellezzidu, tenore Santo Giovanni de Onieri, due ex alunni mio di scuola, uno figlio di un cantatore de su tenore Santo Gavino, uno tenore che prometti bene, per esempio il venitore bello sono. E tanto come chiamiamo sos poetas improvvisadores, innanti siamo inteso los campitanesos, come intendiamo questo che si narra gara di poesia locutoresa, chi non è spezzi locutoresa su modo della grammarica, bene da su locutoro, ma sos poetas che oggi intendiamo bene da esa barbagia e da esa baronia, che sono Dionigi Bitti e Giuseppe Porcu, che commente preparano i no che hanno a bendere, lo sa companza da. Poi questo il 20 minuto, le ottavas che hanno a cantare con noi, lo si accompagna su concordo bolottanese, Santo Bacchisi, che abbiamo inteso innantisi, che hanno già esperienza ad era accompagnato garas a metal voltas e saida de Bolottana. Pronto siamo spizzinnos? Linaro pizzinnos, ma sono imbezzenti Dionigi e Giuseppe. Quando hanno cominciato in pizzino, come io sono nomine. Non lo si scurtare che in piacere. Prova.
Aquí como venido es un momento lascia de ocunsa rima al gioche proite basciu contra e mesaoghe solo un olfaghe in s'accompagnamento Arte nostra chi si pesada in oghe e sto taganta insistantes invento de sol versos in intro e sa magia saludo a tutto in sarda poesia de nugoro in su teatro bello es tanta gente radunata e posso canto a tenore a modello sa bella vesta lana maniata tantos artistas de alto livello sono presentes in questa serata che umile poeta in sarda rima saludo a tutto cantos con stima versos ramamida bicchiere de abistesa e friscamente proites un istante veramente all'incendere in conca si schintida però pensate chi baia gente chi canta ia mi chi donzida de baixas o altas subras alvetas in donzi logo teniam poeta veramente mi pone d'allegria abborbidere in oghe cara cara zarrar bogues ver armonia già componenza melodia giara non va tenore senza poesia senza tenore non si va che gara casunione forma una perfetta su tenore un pare a su poeta obitti in cui non dal fatto errore quasi che il camusa prima viama la poesia de sa mamma che fizu poto bide su tenore a su canto la nanghe su viole e li recama vinza spiul fama ma tennel de sol verso spossidenzia aumenta d'inde sa prima partenzia est una mamma con vera bontade chi ha su figlio dona donzi incanto ma su tenore li rendimo il banto che merita lodes con dignidade cano è solo una manera e canto e si nude esa sarda identidade est un'arte antica bella e digna chi sonore l'ha fatto a sa Sardigna
de sonore ti consola. Ilu devimus tennes totu abantu. E bonaro chi mai mi assasola custartela la seda raro incanto. De poesia su distinto canto batido que queria da escola. Casi seguimos arter de impresto, gemos que nu dai mesos o assuresto. Los problemas que gircas son notorios. Ma de onaro superesa zardo. Casas artes quintanto riguardo, dado li che hermanos aggiutorios. E de si scola in su terreno sardo, chi lo siga in questo laboratorios. Imparas insegnantes iscolano, sa di eonasi de dai su manzano. Os trabalhos que han fatto sono humanos. Eri con tu ya querello creo. E custa scinzo puro in coro in preo, proseguire a gara se na ingannos. O tornare al da 20 batorannos, su prul minore sempre sconto deo. È storia de voltare su capitolo, chi mi indelene assume si su titolo. La compresusa gente tutta canta. Su castesido conversor galanos. Teo puru la posa anima franta, chi cuseda de che si dà manos. Ormai casemusos prur giovanos, e colados que se multa e baranta. Commente han fatto chi su tenore, de nasca calcuno più il minore. Se dà de nos affina s'intelletto, a su poeta la nunche valore. Già non mi conto de anno il mezz'ore, che conto de sa vita a me su tretto. Tu è cominciato in su tenore, come poeta ja pares perfetto. E gusto spero e bolunaro onesto, de sospicinos proto tu suresto. Asas artes quisieren da delugio. Gai bene comprendemos arcano. E chi in sorgoglio sardo che sovrano, de dignidade di ma si sfuggio. A mentende piras tu cone o pepe suggio, a Nicola pira o a prete dunano. In sasi scolas quinso riguardos, a mentende gusto zero e sardo. Los has pintados tutto a su pinzello. Esa bellezza abiti esa regione. Ma non è solo in questa occasione la poesia tenere a modello
Eu așa presidente fatto appello proite scumandende in sa regione. Ascustu cantu veta da unisparta ende tenzem al bantu a cararta. Gialannato senza oghe puntiglia, usa appello a sa nostra presidente, es cosa certo deva che es presente e non re deve fager meraviglia. Però mai chi che sa dai mente Salimba deva dare in famiglia. A Salimba prolite neri stima, cusai già conta si scolasa prima. Paghimus a salestra una duina, ite su tempus pago nol favori di. Si non s'alimenta sarai ghina, ammentato un salvure sì che moridi. E si salimba banda da in ruinas a poesia purus iscoloridi. Ne devimus tener manna premura, mantener arte con limba e con cultura. Lo deve fages tutto sa Sardigna, se non de tener bilgonza per una. Si uno compituamus in consigna, Cherzo l'irvi lo pare sa fortuna. Rite sa limba nostra è bella e digna, el de sa sardida de sa coluna. Non si perda su passato sicuro, può poter mezz'orare in suo futuro. Una teruna ne cantamus come prima dende vaghe sa vinitia. E de limba e de sarda poesia in iscola si va e de domo. Mai chi si cante da momentomo sintone sempre in nord allegria. O in su pago vaghi mul finida, a sa prossima in kendi musi sfida. Istende a pare in palco un zi poeta, pro la vagher una gara completa. Poi a misura pesado in su banco, ne manco su motore in kendo manco. Bae chi adesso il verso da somaggio, oramai l'amor fatto su rodaggio. Però quando a cantare sto troppo impresse, no addennanti scatorro a simbesse. Calchi verso cantamus a sunessi, sa zentesi contente su matessi. Ma custas rima nostra sono nettas e viva su tenore sos poetas. Innalzamur mannata andos insigna, viva sa sarter, viva sa Sardigna. De valores un curso soi standardos e nos distinguen a nois que sardos. Que sean sos sentimientos cumplidos, siemos sempre sos sardos unidos. E si estora es errar esa gara, bollasso un saludo gente cara. Saludo a tutti manos e giovanos,
Adiós e a norbide sanos. Grazie a bello a Beru. Come poche la serrare che siamo arrivati a Savine di questa bella die, poche la serrare volnare due cose sopra a seguire che studio dessa documentazione che abbiamo fatto i Salvidas. Tutto su chi facciamo, l'annato Diego, noi lo documentammo, ma questo è proprio una chirca fatta a poche barre sul documento del suo canto a tenore e su 2026. A volte al bivesso, no? L'unica cosa che bidenimmo a Beru è scando sul centro di studio di musica popolare da Roma, sono beni dosaino che tra gli anni 50 e 60 a documentare la scantata sarda del Sudenore e altre musica facendo 1000 registrazioni, organizzato da Nataletti, da Carpitella, Pietro Sassu, che mentovo Vinza Schimpiaghere, che giustamente si è stato il primo sardo a si occupare a Beru e scientificamente di queste cose, e tambene in donzi edate aeremmo stento documentos arreionata al dessazente tutte queste interviste su barre di soro, sa limba che si fa edda da tutti i sardu come si mulfagende come tambene a volte quasi un sogno, no? Torrendo in dai secus della il fatto, ma vinza il geo e altro il fedale il meoso, innanti, in sosannoso che cammuscolato iscurtendenos e via. Siamo diventati a bella bello sempre sprus protagonistas. Questo lo depimo il finza sul riconoscimento UNESCO e non la verità. Abbiamo dato pure il valore a su che fimmo il facende e siamo diventati protagonisti della vita nostra dei cantatori e abbiamo fatto un montone di cose. E o canno abbiamo fatto questa più bella e più manna di tutto. Perché la serrare, chi sa scantata, sagramo sos amigos de su tenore de Orgosolo, applaudite lo spoviaghere che serrano sa serata che sa cantata il soro. Tenore di Orgosolo che è nato lo titolo, che non è un tenore organizzato che è andato fuori a cantare, sono giovani, che hanno su postu parisi dei sadie che hanno fatto la rassegna in Orgosolo, l'hanno detto, beh, fa che il vuoi pure una cantata. Sadie. Poi hanno concordato questa cosa, le hanno dato venite l'ultima die, cadepide serrare, quello che gli ammentare, hanno cantare a Zico Brul de Sosatteros, che si leano con 6 minuti, può cantare a Sorgolesa, su chi tenen in disizio di cantare, ma poi le hanno dato serrammo su chi in usardo, cadotto su chi facciamo in campo, sozzi da noi Sardegna, bocche sa tenore, fini sempre che in sinnu sardo, sinnu de sa regione, ma sinnu de so sardo, barone sa tirannia, e finimmo in cusso. Forza! Forte gentile questo canto e su saluto chi non t'ha podato, insato chi partinne su pianto, cus estremo consolo, ma negato. Sconsolato, passo sardi e scun su coro affranto, sospirena nuoro profumato, giardino d'una rosa camotata.
L'anima è stemperata su dolore, ma non si calma su coro mischino che ha perduto s'ama. Oh, si torrò pro fortuna su giardino, ne seguo cusa rosa ne seguo cusa rosa de amore e mi la sento sorridere. Ti incontro rosa bella e delicata, nascida in su verano zeniosa. Ti incontro delicata, bella rosa, cammilas tu e su coro verito. Se comente su sentido, milar furado tu astrolugente. Se nisquire su sentido comente, milar furado nubile tesoro. Atera che a ti e non ne adoro, si serpi delle montagne de nie. A terra non adoro che a ti e si serpi delle palma singolare. Che sore sortu de ti amare, columbari camada vina mortu. Deo de ti amare sore sortu, columbari camada de amore. Vienas que nos separa su Señore, no me olvido de te columba cara. Vinas que su Señore nos separa, no me olvido de te dicho su bene. Isa tumba collocare mi dene, ammennati e bianca columba. Collocare mi dene intro una tumba, ammennati e bianca viola. Sardignola venerata, se si su coro meo custodita, montagna de bellezza fiorita, se si su coro meo in santa pace. E nos unire esa manera fa che si demme se scontenta rosa vera. E nos unire va che esa manera si demme se scontenta vera rosa. Si demme se scontenta vera di fatto pro sposa, simile setta nobile ghirlanda, pro sposa di fatto sa domanda, simile setta ghirlanda de oro. Risponde
canto prima me la de oro, sin más amore mi tenés estima. Risponde me la adoro, canto prima e mandami una lettera in segreto, e mandami una lettera in segreto. E ansioso dispetto, mare netto, una pronta risposta mi torrare. Oh, ma una pronta risposta mi torrare. Ansioso dispetto netto mare, caser de mesa privilegiata. Ti incontro rosa bella e Procura de moderare, baronessa tirannia, chisino pro vita mia, torra desappesa in terra, madorra desappesa in terra. Contra dessa prepotenza e incomincia sa pazienza in su popula mancare, ma in su popula mirade che sta scendendo contro di voi su fuoco, mirade che non è gioco, chissà cosa andate a vera, ma chissà cosa andate a temporale, gente considerata male, ascolta desahogue mia, ascolta desahogue mia. De estirpar esos abusos, aterra sus malos usos, aterra su despotismo, aterra su despotismo. Egoísmo a todos los opresores, gustos tiranos menores, es preciso humillar, ma es preciso esa tiranía, procura de moderare, procura de moderare. Grazie, metà sanno sul saluto. Beh, finire mezzo de voi non va bene, come io che gramo so scumpanzo de questo viaggio, so presidente del sozio Diego Pani, intratese può viagare a curza mie, intanto che Elena sul microfono del suo tenore e mi chegolo che in boisa a custala. Ponite bosa a curzu, che può serrare e può salutare, giustamente ha programmato chi è, ha permesso tutto questo da Esusu, chi ha coinvolto il cantatore, di tutto il sozio, e sa gente che ha partecipato oggi pure. E tanto torro a narrare, grazie a Beru, a sa presidente della regione, può essere abbarrata che noi, Finza da Savine, Andrea Dettori dell'assessorato, Noemi de Sisre, Noemi Fadda, che sono proprio contento di questa cosa. E torro grazie a tutti i cantatori che sono venuti a Inoghe e a sono appassionati che sono venuti a colare questa dia che noi, che è il finza su una festa. Che non vi la vago a narrare certe cose che queria narrare, mi si ruga a sali.
è su carattere torto che teniamo in domo, noi su mio sul. No, che è mancato un giovane, de Seneghe, che ha cantato in una delle rassegnas proprio in Seneghe, che deve cantare Gianterisi in tiesi, e invece su un mese come l'hanno zappato questo tumore. Si narraia da Francisco Cubetto. Torniamo a noi. Una festa manna, prodotto queste cose che abbiamo fatto. Abbiamo strivagliato meda, dia e notte potremmo narrare, a Beru, meda, e in tutto Salbidas a Beru abbiamo agattato una colore di spanto, una cosa bella, un montone di amigos, un montone vinza di soddisfazione personale prodotto noi, una cosa manna che io spero possa seguire, se non bisogna io non importa, la posso seguire atteros e gai, non importa da chi è beste. Geonaro a Solzovano impegnate volte bruso, non pezzi a cantare, come abbiamo bisogno vinza de gente che organizza e che si impegna e che vagada, che lede in mano sta cosa, gente per Zovano, lui dite scommente mica so in bezzene, non posso seguire io, Zovano venite vinza a fare questo trivaglio, a cantare certo, la prima cosa, la cosa importante è sta a cantare, ma vinza a zuare su tenore, a seguire andare da innanzi si salvita nostra, in tutto al modo al bella che tenimus. Come quando venimmus, siete tutti invitati, abbiamo organizzato una chena, no, troppo, non va bene, non bel manco su luogo, in che a Caracara vada un giardino di Nicola, mi pare che si narra da Caracara, noi buffammo una cosa parisi, manicammo un mosseddo parisi, venite, vado un capannone, una spezia serra che non zilleri in intro, venite che non fa che piacere, magari qualche corfu de contra lo potto fare il geopuro, chi so scompanza. Andre fa che sfogentano.